Sindaco pestato a Caerano, spunta su Instagram un video in cui uno dei nomadi denunciati si fa beffe dell'aggressione, immagini già in possesso dei carabinieri. Ma la famiglia si difende parlando di legittima difesa, starebbe pensando anche di denunciare il sindaco, a dirlo il presidente dell'Associazione Nazionale Rom. Intanto, primo giorno sotto sorveglianza del primo cittadino aggredito. I nomadi si trovano ora a Montebelluna e il sindaco Marzio Favaro ha deciso a farli sgomberare, serve un daspo, dice, se vogliamo allontanarli definitivamente. Minaccia di morte all'assessore regionale Bottaccin, la busta trasmessa al RIS per le analisi, intanto il governatore Zaia ribadisce non ci fermano. Ennesimo incidente stradale mortale accaduto stamattina a Borso del Grappa, a perdere la vita un motociclista 27enne. Oggi pomeriggio in Duomo Treviso i funerali di Ferruccio Bresolini, economista e docente di Ca' Foscari, assessore a Casiugane con la DC, a lungo componente di Fondazione Cassamarca. Manda dell'abbraccio in azione a Conegliano, pensionato derubato da una ragazza nel parcheggio dell'ospedale, il suo racconto ai nostri microfoni. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e torna a parlare ovviamente in primo piano dell'aggressione a Caerano San Marco del sindaco Gianni Precoma, perché spunta su Instagram un video in cui uno dei nomadi denunciati si fa beffe del pestaggio, immagini già in possesso dei carabinieri. Cosa ci dici durante il pestaggio di Caerano San Marco? Come me hanno portato le carte e ho scritto tutto per andare in tribunale. E dopo? E dopo ho sentito questi che sono sottoscritti a me, avvocato Pivetta, io sono. Penso che andrà tutto bene per il rispetto che forse era troppo incasinato. Io dico questo, non ho nient'altro da dire. Prima la violenta aggressione, ora un video su Instagram in cui se la ridono della strage di Caerano, come la chiamano sul social. Protagonista Brandon Cari, che secondo la denuncia di Gianni Precoma, insieme al fratello Elvis, teneva fermo il sindaco mentre il padre Giuseppe lo riempiva di pugni. Ma malgrado le foto del volto tumefatto del sindaco, malgrado lo sdegno generale, le ferme condanne della politica, malgrado la denuncia, nessun pentimento, anzi lo scherno, la beffa, risposte senza senso. Ma questa è una cosa. E perché ha dovuto picchiare, malmenare e pestare il sindaco di Caerano San Marco? Perché? Per quale motivo? Spiegaci tutto. Penso per quelle robe lì, stupefacenti, alcol. Giuseppe Cari, 50 anni, e il figlio Brandon, di 23 anni, ed Elvis, di 26, sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri per lesioni personali aggravate, danneggiamento e minaccia aggravata. Dal video Brandon, il più giovane, non sembra pentito, anzi, si presta al gioco pur non dicendo nulla di che, ma dal profilo Instagram è chiaro come già nei giorni immediatamente successivi al fatto si commentasse divertiti clamore, reazioni, anche la presa di posizione del ministro dell'Interno. Anche Matteo Salvini, si legge in calce uno dei post, ce l'ha con te, epic fail, nickname usato dal 23enne sul social. Il video ora è in possesso dei carabinieri che indagano sull'episodio di sabato sera. Intanto il giovane, il fratello e il padre hanno lasciato Caerano spostandosi a Montebelluna. E sull'aggressione del sindaco Gianni Precoma interviene anche l'Associazione Nazionale Rom, che chiede un incontro al primo cittadino sulla vicenda. Spiega il presidente dell'associazione, ci sono due versioni discordanti e presto potrebbe spuntare anche un testimone. Intanto per Precoma questo è il primo giorno sotto sorveglianza. Noi abbiamo due versioni. Quello che è successo fra il sindaco Gianni Precoma e il signor Giuseppe Caris lo sanno loro, perché erano presenti, però nei video che io vedo c'è Gianni Precoma che chiaramente è visibilmente colpito al naso, ha preso un cazzotto, Giuseppe Caris che si assume le proprie responsabilità perché dice, racconta che ha sbagliato, che ha tirato una caffettiera su questa macchina, però racconta anche di un'aggressione che lui ha subito. Sicuramente ha sbagliato a reagire in quel modo, però a un certo punto è anche una questione di legittima difesa. A parlare il presidente dell'Associazione Nazionale Rom Marcello Zuinisi, dopo aver sentito la versione dei tre nomadi che hanno aggredito e picchiato il sindaco Gianni Precoma. Non solo, ma addirittura loro stessi potrebbero presentare una denuncia. La famiglia Sinti sta valutando di sporgere denuncia, mi raccontavano che probabilmente c'è anche un testimone che passava da lì, però lo stanno cercando. Io dico questo, cioè io non ero lì presente ai fatti, ci sono due persone che raccontano due storie diverse di uno scontro che sicuramente è avvenuto.
perché questo scontro è avvenuto. Il presidente, che comunque in una nota dice: biasimiamo fortemente e in modo categorico l'aggressione al sindaco di Carano San Marco, ha invitato il primo cittadino ad un incontro anche con la presenza del ministro Salvini e del governatore Zaia. Intanto per il sindaco questo è il primo giorno sotto scorta, controllato dalle forze dell'ordine nel timore possano esserci ritorsioni o altri atti violenti. Ma lui sembra abbastanza tranquillo e ci ripete che non ha paura, ma attende che la legge faccia il suo corso. Sono molto tranquillo, non cambia niente, anche perché non vedo nessuno attorno che mi pressi o mi faccia qualche... io sono felice per loro se mi stanno controllando, tanto mi fa piacere che appunto se magari c'è qualche malintenzionato di quelli che mi hanno aggredito, che hanno intenzione di ritornare su di me, ma sono tranquillo, non ho problemi. Su una questione Precoma è chiaro e categorico: se dovessero tornare. Sono già in accordo con appunto quei comandanti dei Carabinieri, sia di Treviso che mi hanno dato la sua disponibilità e anche quello di Montebelluna, li chiamerò e andremo a fare lo sgombro assieme. Io non ho paura, ci andrò ancora assieme a loro a fare lo sgombro, piuttosto che andare da solo come ho fatto sabato, visti i risultati, ci andrò assieme alle forze dell'ordine. Ci vorrebbe un DASPO per allontanarli dai nostri territori, è chiaro e categorico il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, il comune dove ora si sono fermati i nomadi che hanno aggredito Gianni Precoma. Sono anni e anni che questa famiglia si sposta da un comune ad un altro. Fino ad ora non c'erano mai state aggressioni così violente, commenta il sindaco di Montebelluna Marzio Favero, ma quanto è accaduto è davvero gravissimo. Fa rabbia perché io conosco Gianni Precoma, è un amico, anzi ne approfitto per esprimergli tutta la mia solidarietà personale, non è un sindaco sceriffo, è una persona di buon senso e molto umile. Bisogna trovare delle soluzioni definitive, tuona il sindaco. Credo che questo gesto, che è stato veramente feroce e stupido, vada perseguito, ma le autorità che hanno titolo per farlo sono la magistratura, le forze dell'ordine e la prefettura, e io spero che questa volta ci sia un DASPO e quindi si prenda una misura per l'allontanamento definitivo dal nostro territorio di queste persone. Intanto la famiglia nomade che si trova nel territorio montebellunese presto dovrà spostarsi. Non è la prima volta, dice il sindaco, che dobbiamo fare intervenire i nostri vigili. Lo facciamo da decenni e quindi si procederà così, ma è chiaro che diventa il gioco dell'oca, questi si spostano da un posto, poi vanno in un altro ancora. Servirebbe una legge a livello nazionale per risolvere una volta per tutte questa questione, soprattutto obbligando i figli di questo tipo di famiglie ad andare a scuola. La frequenza dell'obbligo scolastico è l'unica via di soluzione per avere una prossima generazione che sta dentro il consorzio civile e non fuori dallo stesso. Con la cronaca adesso, ma per parlare purtroppo dell'ennesima giovane vita spezzata sulle strade della Marca, ancora una volta, come spesso accade, troppo spesso in quest'estate, è un centauro, è accaduto a Borso del Grappa. Venivo dentro col camion e tutto un tratto ho sentito una gran botta e ho visto il patatrack. Tutto qua. Lei la moto non l'aveva proprio vista? Niente. Sì, non si è potuto fare niente. Era già morto, insomma. È ancora scosso Simone Bellò, 44 anni, uno dei titolari dell'azienda di distribuzioni bevande di Via Molini a Borso del Grappa al confine con Mussolente. Era lui che stava rientrando in ditta al volante del camion contro cui poco prima delle 10 di oggi si è schiantato in sella alla sua moto Luca Bontorin, 27 anni, di Romano Dezzelino. Morto sul colpo dopo essere stato sbalzato sull'asfalto. Arrivava da Borso, diretto verso sud, non si capisce come non sia riuscito a schivare il camion. Una scena terribile davanti agli occhi dei sanitari del SUEM 118 di Crespano, sul posto assieme alla polizia locale, come si vede da queste immagini girate dal nostro telespettatore Paolo Minato. Bellò non riesce a capacitarsi della tragedia, l'ennesima giovane vita stroncata. Il centauro lavorava nell'impresa edile di famiglia, amava alla follia la sua motocicletta. La notizia della sua morte si è diffusa in un lampo e sui social sono piovuti messaggi di cordoglio dagli amici che lo conoscevano bene, mentre non è stato facile contattare i familiari che si trovavano in vacanza. Solo pochi anni fa Luca era stato coinvolto in un altro bruttissimo incidente stradale lungo la Cadorna, quando l'auto in cui viaggiava come passeggero era andata a sbattere contro le rocce. Allora Luca era stato diversi giorni in rianimazione ed era riuscito a uscirne. Non questa mattina, lungo una strada che gli stessi residenti definiscono maledetta e chiedono che la provincia intervenga per metterla in sicurezza. Questa strada è una strada che ha già fatto vari incidenti, più morti.
non c'è modo di capire perché non hanno mai messo un rallentamento, un qualcosa, un segnale comunque sia da controllare. La strada è dritta, invita a correre e vengono giù veramente in modo veloce. E poi succede quello che è successo oggi, che sa che con il cuore spezzato sicuramente per un altro ragazzo giovane. Speriamo che sia un qualcosa in più che serve per mettere un po' di freno a questa situazione. Che cosa bisogna fare, però nessuno fa niente. Perché non è il primo che capita. Però succede sempre a chi che purtroppo non vorrei mai che succedesse. Nel caso delle minacce di morte all'assessore regionale dell'ambiente Giampaolo Bottaccini nel mirino per la lotta ai roghi dolosi dei rifiuti. I carabinieri hanno inviato la notizia di reato alla procura chiedendo accertamenti tecnici sulla busta, impronte e tracce biologiche, accertamenti affidati agli specialisti del RIS. Si procede per minaccia attualmente a carico di ignoti. Intanto il presidente Zaia conferma la linea della Giunta. Si figuri se noi ci fermiamo davanti a una lettera anonima, noi andiamo avanti come prima, siamo un po' stati tutti oggetto di queste angherie, anch'io in passato addirittura con le pallottole. Andiamo avanti e Bottaccini ha tutta la nostra solidarietà, poi Bottaccini è uno duro che va avanti per la sua strada, quindi non ci sono problemi. Il mantra è quello ripetuto già ieri dall'assessore Bottaccini e non può essere altrimenti, andare avanti senza se e senza ma. Perché la lettera con minacce di morte colpisce in primis il titolare del settore ambiente, ma di riflesso anche tutta la giunta Zaia. In ballo c'è il tema della legalità e della lotta alle infiltrazioni mafiose, delle quali i roghi negli impianti di stoccaggio e smaltimento rifiuti sono inquietanti conferme. In questi 9 anni di amministrazione abbiamo dimostrato di tenere la barra dritta, di aver chiesto il rispetto delle regole e soprattutto voglio ricordare la grande collaborazione con le forze dell'ordine, dalle prefetture, la Guardia di Finanza, le questure, i carabinieri, il gruppo dei forestali, insomma l'autorità nazionale anticorruzione, insomma tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Intanto le indagini dei carabinieri proseguono, sotto la lente di ingrandimento la busta con all'interno il biglietto recapitati nella cassetta postale dell'abitazione trevigiana di Bottaccin. Analisi su quelle 2 parole scritte, sei morto, e sulla possibile provenienza della missiva, in un clima diventato sempre più complicato per gli amministratori. Da un lato si vuole perseguire la legalità, dall'altro magari c'è qualcuno che va a dire in giro che i politici sono tutti ladri, le mette assieme a sta roba e diventa sempre più difficile a governare. Un governatore Zaia che oggi è tornato a parlare anche della crisi di governo, del futuro, ma anche di quella autonomia mancata. Se è vero che il governo non sarebbe caduto sull'autonomia, è altrettanto vero che se oggi avessimo l'autonomia sarebbe stato difficile giustificare la caduta del governo. Sembra quasi un bisticcio di parole, però dopo 660 giorni e più dal referendum e dopo 14 mesi di governo direi che non possiamo accettare, oltre al dibattito che c'è stato, che è stucchevole, accettare da parte del vice premier Di Maio che la soluzione dopo 14 mesi di discussione è fare una commissione di accademici napoletani che valutano la nostra proposta. Nelle ore convulse in cui si decide lo sviluppo di una crisi di governo che potrebbe avere epiloghi diversi, la mancata concessione di autonomia del Veneto da parte dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte rimane una ferita aperta nel contrastato rapporto tra Lega e Movimento 5 Stelle. Non posso accettare, me lo lasci dire, che si dica che l'autonomia non è stata fatta, lo dicono sempre i 5 Stelle, perché Zaia chiedeva troppe materie. E allora io dico, ma perché non l'avete data al Piemonte che ne chiedeva 12 e non 23 come noi, o alla Emilia Romagna che ne chiedeva 15 e non 23 come noi, e come la Lombardia? Però guardi, per tagliare la testa al toro c'è solo un sistema. I 5 Stelle in Consiglio regionale del Veneto hanno votato la nostra proposta di autonomia con le 23 materie. Adesso dicono che sono troppe, per cui non abbiamo avuto l'autonomia. Zaia è per elezioni subito e dice no all'ipotesi che in Parlamento si possa trovare un accordo per quelli che definisce governicchi. Alle polemiche di chi vede in Salvini al governo un pericoloso uomo forte risponde così. Nessuno di questi si preoccupava di quando Renzi aveva il 42% in Veneto e la Lega era il 3%. Adesso si sono capovolte le fasi e quindi la Lega ha il 40%, 38% a livello nazionale, ha quasi la maggioranza se non anche di più a livello regionale, e adesso si preoccupano di chi prende tanti voti. Questa è la democrazia, se no bisogna fare una legge in Italia e dire che nessuno può superare una certa quota di consensi, ma questo vuol dire dedicare l'Italia all'ingovernabilità.
Nuovo argomento: sono stati celebrati oggi pomeriggio in Duomo a Treviso i funerali di Ferruccio Bresolin, economista e docente di Ca' Foscari, assessore a Casugana dal 1975 al 1980 con la DC, a lungo componente del Consiglio di indirizzo di Fondazione Cassamarca, scomparso venerdì scorso all'età di 83 anni dopo una lunga lotta con un tumore che lo aveva colpito. In chiesa il sindaco di Treviso Mario Conte, il presidente di Fondazione Cassamarca Luigi Garofalo, il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza, oltre a diversi consiglieri comunali e a rappresentanti della vita culturale e associativa trevigiana. Un professore prestato alla politica, lo ha definito Don Gianni De Simon, ricordandone lo spirito di servizio per la comunità che lo ha sempre contraddistinto. Ci lascia, ha concluso, una eredità di competenza. Torniamo alla cronaca adesso, andiamo a Conegliano, dove un cittadino ci ha chiamato per raccontarci la sua triste esperienza, quella di essere vittima di un furto, o meglio della cosiddetta truffa dell'abbraccio. Mi avvio per prendere la macchina, apro la porta, entro, mi siedo, lascio la porta aperta. A un certo punto arriva una ragazza di corsa, mi si butta contro, mi butta il braccio al collo, mi fa scusa, mi sai dire che via è questa? È la cosiddetta truffa dell'abbraccio, che ormai conta purtroppo diversi casi. Questa volta il malcapitato è il signor Silvano Modanese, pensionato residente a Conegliano. Domenica mattina, all'uscita dall'ospedale, appena salito nella sua auto, viene avvicinato da una giovane donna che lo abbraccia e lo distrae chiedendogli delle indicazioni stradali. Tutto avviene in pochi secondi. Intanto tenevo d'occhio la porta, perché avevo sul portaoggetti, avevo il taccuino e il cellulare, che d'altro non mi fregasse quello. E lei continuava a stringermi, mettermi le mani nel collo e ripetermi le stesse cose. A un certo punto, 30 secondi, non di più, lascia la presa, mi fa che Dio ti benedica e se ne va. Il signore chiude la porta e mette in moto, ma prima di lasciare il parcheggio insegue con lo sguardo la donna, che prima tenta di nascondersi e poi sale a bordo di un'auto guidata da un complice, fuggendo a tutta velocità. Spaesato e insospettito, ma ancora ignaro di aver subito un furto, l'uomo avverte i carabinieri ed è al telefono con i militari che fa la mala scoperta. Quando io ho detto ai carabinieri che mi ha messo le braccia al collo, il carabiniere mi fa: t'ha fregato la collana. A questo punto metto una mano sul petto, porca, e tutto il resto mi ha fregato la collana. Si era accorto di nulla lei? Non mi ero accorto di nulla, proprio di niente. Sui 25 anni, sudamericana, capelli castani raccolti in una coda di cavallo, maglietta bianca, bella nell'aspetto e lesta nei modi, quel tanto che basta per spiazzare la vittima pur circospetta e sfilargli la collana. Poi non me l'ha strappata. Probabilmente lei, mettendomi le mani attorno, è riuscita a aprire il gancio e a portarsela via. La speranza di ritrovare il mal tolto è scarsa, ma il signor Silvano ci tiene a dire due cose. La prima: tutti quelli che usano questo parcheggio, quando escono dalla macchina oppure quando entrano, di stare molto attenti. La seconda invece è una singolare preghiera rivolta proprio al santo raffigurato sulla medaglietta della collana rubata. Ho detto a San Antonio: fai che questi personaggi abbiano una vita molto difficile, speriamo che mi ascolti. Allora, se anche come ha fatto il signor Silvano volete segnalarci non solo di servizi e problemi, ma anche volete raccontarci una vostra esperienza, anche per mettere in guardia qualcuno da qualcosa che vi è capitato, potete farlo come sempre a Lo Dico ad Antenna, con le solite modalità, redazione @antenna3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per SMS e WhatsApp. E adesso pochissimi istanti di pubblicità. La domenica. Rieccoci in studio in diretta, di nuovo la cronaca da Treviso. Aveva messo l'annuncio di vendita della propria macchina su un sito online ed era stato contattato da un 54enne che si dimostrava interessato all'acquisto, ma mai si sarebbe immaginato di cadere vittima di un raggiro. Un 66enne di Cappella Maggiore ha denunciato ai carabinieri di Cordignano la truffa messa in atto da un 54enne originario dell'Aquila che sotto falsa identità gli avrebbe sottratto 2.400 euro, sparendo poi nel nulla. Le indagini hanno permesso di accertare la vera identità dell'uomo e di segnalarlo alla Procura della Repubblica. A Treviso adesso, ubriaco in bicicletta, è stato sottoposto alla prova dell'etilometro ed è risultato avere nel sangue un tasso di alcol di 0,84. Il ciclista, un cittadino nigeriano residente in via Castellana negli alloggi che accolgono i richiedenti asilo,
è stato per questo denunciato dalla polizia locale alla procura a insospettire i vigili. L'andatura incerta del 28enne, che in quelle condizioni costituiva un pericolo per sé e per gli altri. Il nigeriano è stato fermato nell'ambito peraltro dei controlli di via Pisa e in particolare nel monitoraggio degli ingressi su quella strada. E adesso a Castelfranco, a proposito di vigili, ma parliamo di nonni vigile, perché a Castelfranco si cercano nonni vigile. Cercasi nonni vigile a Castelfranco Veneto. In collaborazione con le associazioni comuni della Marca Trevigiana, l'amministrazione ha emanato un bando per la ricerca di anziani in attività che possano prestare servizio di assistenza e vigilanza nel corso del prossimo anno scolastico nei pressi delle scuole primarie, sugli autobus delle materne e per eventuali controlli antibullismo. I requisiti per partecipare sono avere un'età compresa tra i 55 e i 70 anni, essere pensionati o in attesa di pensione, avere l'idoneità fisica adatta a ricoprire il ruolo di vigilante. Entro il 13 agosto i candidati dovranno presentare all'ufficio protocollo del comune la domanda. Il modulo al quale dovrà essere allegata la dichiarazione ISEE dell'anno corrente è disponibile online sul sito del comune di Castelfranco presso gli stessi uffici comunali. Il compenso lordo è fissato tra i 6,15 euro e gli 8,70 euro a seconda se si tratti di singolo intervento o servizio orario. Il bando prevede anche un colloquio prova attitudinale che si terrà entro il mese d'agosto. Al termine verrà predisposta una graduatoria per la selezione degli aspiranti nonni vigile. E adesso le notizie dal Bellunese. E parliamo di lupi, dell'emergenza lupi, il nuovo raid dei lupi nel territorio del Nevegal. La notte scorsa uno, forse più lupi, hanno dilaniato un'asina tenuta in un recinto nella zona dell'agriturismo in località Le Ronce. Si tratta dell'ennesima predazione nel giro di 20 giorni nella zona fra la Venadoro e la Val Cicogna. Questa notte era mezzanotte e mezza, ho sentito ragliare l'asino maschio che ho e siccome era un raglio si sentiva che era infastidito, mi sono alzata e sono andata a vedere insieme a mio nipote che ha tirato qualche petardo per fortuna, perché lì ho sentito proprio che qualche animale è scappato. È accaduto di nuovo, e stavolta a 100 metri dall'abitazione di Paola Del Farra. Siamo alle Ronce, a poca distanza dall'Alpe del Nevegal, in comune di Belluno. Qui da una ventina di giorni è scattata l'allerta perché il lupo si è rifatto vivo e deve sfamarsi. E ho trovato una delle asine, sì, abbiamo fatto il giro del recinto e ho trovato una delle asine che stava morendo, insomma era appena stata predata, ecco. E di là a 10 minuti è morta e così è rimasta, insomma gli altri due sono riusciti a tirarli in stalla. L'asina è morta e a nulla sono valsi i tentativi di salvare l'animale perché pur chiamato il veterinario non è arrivato. È una quindicina di giorni che sono tornati. Già l'anno scorso era il 25 di aprile, mi hanno predato un'altra asina. E anche l'anno scorso avevano fatto il giro qua nei paraggi, insomma, e quest'anno adesso saranno 20 giorni che sono tornati nella zona e stanno colpendo ancora. Impossibile difendersi a meno che per difesa non si intenda tenere rigorosamente gli animali in stalla. Abbiamo visto che diversi non fanno paura né le scosse perché saltano più alti e se no sarebbe a fare i recinti quelli alti proprio, quelli da 3-4 metri, non lo so neanch'io, però lì diventa un prezzo da paura e oltretutto insomma difendersi io non so neanch'io proprio come si può fare adesso. Paola ha deciso di prendere gli asini per tenere ordinato il suo terreno. Fortunatamente per la sua asina predata sarà possibile fare richiesta di risarcimento. Stai cercando di rimanere in un posto scomodo, stai cercando di tenere pulito, di sistemare e aiuti non ce ne sono perché non è che abbiamo un'azienda agricola o così, lo fai appunto perché ci tieni al territorio e questo invece è proprio una beffa. Dalla Venadoro alla Val Cicogna, le scorribande del branco di lupi che si muovono nella parte alta del Nevegal si susseguono in maniera inquietante, ma la legge per il contenimento c'è e bisogna avere la volontà politica di applicarla, ci dice un cacciatore. Siamo alle Ronce, sul Nevegal, e questo è il luogo dove la scorsa notte c'è stata l'ennesima predazione da parte di un lupo. Alle nostre spalle, come potete vedere, c'è un allevamento di ovini. L'anno scorso attaccato, 7 capi sono stati uccisi dal lupo e dall'anno scorso ci sono 3 pastori maremmani che sono gli unici cani da guardiania capaci, in grado di contrastare l'eventuale presenza, l'eventuale attacco del lupo.
Il primo avvistamento di un lupo nella pala di confine tra Belluno, Limana e Vittorio Veneto risale al 16 luglio 2017. Da allora è stato un crescendo di predazioni difficili da contrastare. La legge esiste, la legge di contenimento di un predatore esiste, solo che bisogna avere la forza politica per poter contrastare questo. Preferisce non mostrarsi in volto questo cacciatore che ci racconta con estrema chiarezza quale sia la situazione. Noi attraverso quello che siamo in territorio riusciamo all'incirca con percentuale di errore a sapere cosa c'è in territorio, quante possono essere le cucciolate, e non stiamo parlando di fototrappolate, stiamo parlando di animali visti. E sono predatori che si muovono nelle nottate di brutto tempo, come lo è stata quella appena trascorsa. Il lupo attacca e fa morire da viva l'animale. E le sofferenze sono inenarrabili anche per chi idealmente va a dormire con un animale. Sotto accusa il progetto europeo Wolf Alps, che ha reintrodotto la specie in 7 zone alpine del nord Italia, solo che la situazione pare essere sfuggita di mano, dice Franco De Bonner, responsabile del settore caccia e pesca della provincia di Belluno. Noi continuiamo a monitorare, ma riscontriamo una mancanza di cultura zootecnica e dicendo così lascia intuire che gli allevatori non stanno adottando misure di prevenzione idonee. L'altezza del recinto e la qualità del recinto che propone la Regione sono completamente inefficaci. Ci sono filmati che accettano l'altezza di quanto un lupo riesce ad andare dentro e saltare. Negli ultimi 4 casi di asini predati, solo uno era in un recinto protetto. L'auspicio è che venga approvato in fretta il piano di gestione nazionale che tenga conto delle istanze del territorio e che prevede, qualora i sistemi di prevenzione non siano più sufficienti a contrastare le predazioni, a rimuovere il pericolo, che è poi quanto è accaduto con l'orso in Trentino. All'ultimo servizio di questa nostra edizione vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Bardin Garden Store. Lo Zoo Garden di Treviso vi aspetta tutti i giorni, compresa la domenica, a Lancenigo di Villorba. Bentrovati al meteo. Volge al termine l'ondata di calore di questi giorni, arriva l'anticiclone delle Azzorre con un clima decisamente più normale. Vediamo il dettaglio di mercoledì 14 agosto. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento dappertutto, il cielo sarà sereno e sgombro da nubi ovunque. Al pomeriggio tuttavia non si escludono dei veloci acquazzoni sui rilievi che localmente potranno scendere fin verso le pianure. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 15 e 20 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 26 e i 29 gradi, dunque più gradevoli. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole ovunque anche sulla nostra regione con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, qualche addensamento sui rilievi ma generalmente innocuo. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime oscillanti invece tra i 26 e i 28 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque, tuttavia non si escludono dei rovesci a carattere sparso a partire dal pomeriggio ma in rapida cessazione. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, massime tra 30 e 31 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento meteo. Arrivederci. Bardin Garden Store. Lo Zoo Garden di Treviso vi aspetta tutti i giorni, compresa la domenica, a Lancenigo di Villorba.